Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendore Veneziano, siamo su Pro Cycling. Mancano 3 tappe al giro, praticamente 2 perché le tappe in salita sono 2, siamo nel gruppo 1, però ragazzi per recuperare ho perso abbastanza energia perché mi sono staccato nella penultima salita, questa qua, eccola qua. Adesso comincia l'ultima, quella che ci porta a Cervinia. Però devo recuperare ragazzi, ho un più 3, però ho una forma veramente precaria. Qua rischiamo tanto, se Quintana mi parte via subito sono dolori. C'è Caruso. Eccolo quella sfida che sta emozionando tutta YouTube, perché vedo che tutti siete esaltati dalla sfida Quintana veneziano. Mancano 14 km ragazzi, 14 km di salita purissima per arrivare a Cervinia. C'è il nostro Caruso che sta facendo un lavoro ottimale. Bravo Caruso. Sono molto stanco però, Infatti non capisco Caruso non tirare, porca puttana. Perché deve tirare Carusino se sono stanco. Vabbè. Vediamo contro Nairo Quintana, ragazzi. Quintana sta già cominciando. Secondo me Quintana... eccolo qua, ragazzi. Quintana se ne va. Il Kuma deve seguirlo subito. Perché le energie non sono tante, ragazzi. Ai ai ai. Le energie non sono troppe, però anche Quintana si ferma, ragazzi. Anche Quintana si ferma. Eccola qua, ritorna la sfida. Ennesima tappa dove siamo vicini. Mamma mia che roba, che sfida signori, che sfida. Eccoli qua. Come Coppi e Bartali, veramente avete ragione. Mancano 8 km. 8 fottutissimi chilometri, ma il Kuma riesce per recuperare. Niente, non ce la faccio più. Qua sto anche 60, 59. Caputtana, meno male che Quintana per il momento non scatta. Forse anche Quintana non è in condizioni strepitose. Sgambettano tutti e due, signori. Mancano 6 km, non devo... ho 1 minuto e 4 di vantaggio, devo tenere. L'unica cosa che devo fare è tenere. Come ti prego, tieni duro. Tra poco vai anche di gel energetico. In 5 km posso perdere tantissimo perché siamo in salita. In salita anche in 2 km puoi perdere tanto. Che tensione ragazzi. Abbiamo distanziato come al solito gli altri. È ancora una sfida Colombia-Italia. Gel energetico. Gel energetico per veneziano. Però io probabilmente non posso scattare ragazzi perché sono finito ragazzi. Sono finito. Dai, meno male che Quintana non scatta. Anche lui sicuramente non è preso bene a questo finale di giro. Mamma mia. Mamma mia ragazzi che finale epico. Speriamo possa andare avanti così, così non perdiamo tanto. Anche se Quintana ha vinto parecchie tappe, però io ho fatto finora un giro mostruoso, mancano 2 km 3. Quintana non sembra farcela ad attaccare, probabilmente vince lui la tappa perché non ce la faccio io. Però signori che stiamo massacrando gli altri. Che giro per Nairo Quintana e Comenda veneziano, mamma mia. Il come prova a scattare, ma Quintana ne ha di più, sì. Quintana vince la tappa, ma io sono vicinissimo al giro. Ho perso pochissimo, ancora un secondo posto. Mamma mia che sfida però ragazzi, mamma mia. Andiamo a vedere le classifiche. Impressionante, impressionante. È pazzesco, cioè sono un po' teso, sono sincero ragazzi, perché adesso l'ultima tappa mi gioco tutto, perdo qualcosa, però l'ultima tappa non la posso sbagliare, raga. Purtroppo nella penultima salita ho cominciato a subire un po' la fatica, d'altronde lo sapevamo che le ultime tappe erano così. Adesso vediamo che margine ho, vediamo il bottino alla penultima. Basta che ti muovi magari stronzo, perché sono un po' teso, di poco, eh. Voglio vincere il giro, cazzo. Dopo tanti anni lo voglio portare a casa. Quando stanno arrivando gli ultimi rincoglioniti.
Dai raga, madonna che scarsi, oh. Certo che Quintana ne ha vinte di tappe, mamma mia, oh, non molla una virgola sto stronzo. Vediamo la classifica. Allora, Quintana prende 12 secondi più la Buoni, meno 48 secondi. Niente ragazzi, chi vince questo giro lo vince di poco, come il Tour. Globale a punti, siamo in vantaggio noi. Montagna ormai ha vinto Quintana. Giovani 29 minuti di vantaggio, squadre noi. Ok ragazzi, e adesso Final Tap in inglese puro. Perché questa praticamente, mamma mia, tanta pianura e poi due salite mostruose e poi si chiude l'ultima in pianura con la kermesse finale, la passerella finale. Dai raga, siamo a una tappa praticamente dal sogno. Ragazzi, eccoci qua, siamo agli ultimi 13 km. Ero straconcentrato, scusatemi, ma mi sto cagando addosso. Quintana è scappato a 18 secondi, ma è qua, è qua, è qua, è qua, è qua. Ok. No, ma... Oh, basta scattare, stronzo. Ok. Perfetto. Ok, è finita l'ultima salita, volevo partire un po' prima, siamo a 4 minuti, siamo partiti praticamente qua ragazzi. Siamo partiti qua a 3 quarti della salita, mi ha fatto una cosa memorabile raga, memorabile. La volevo far vedere ma ero talmente teso, che scusate, ma... Vabbè, calma. Siamo sempre noi, questo giro è così, Coppi Bartali, proprio come Sestiere. Arriviamo al Sestiere tra 9 km. Dai ragazzi. Ma abbiamo massacrato il secondo gruppo è a 4 minuti ragazzi. Mai fatto un giro così, eh? Ma neanche un tour, una vuelta. Mostruoso. Adesso però Quintana fa il mio gioco, mi sta facendo recuperare. Quintana è scioccato che sono sempre tornato in corsa. Io chiaramente non scatto, non vado a rischiare. 48 secondi di vantaggio. Se rimane così, attenzione Quintana che sgambetta Quintana, però anche Veneziano sgambetta. Mancano 6 km alla Rivus. Pendenza del 6%. Devo stare pronto se Quintana scatta. Dai Comendino. Mi piacerebbe portare a casa anche la tappa, porca troia. Poi devo partire un po' prima per vincere la tappa. Vai di gel. Vai di gel 4 km. Niente, Quintana non ce la fa ragazzi. Quintana non ce la fa. È scattato tante volte, ma l'ho sempre ripreso signori. Siamo vicini al primo Giro d'Italia della mia carriera. Siamo molto vicini raga. E adesso mi voglio prendere anche la tappa del Sestielfio. Io me la voglio prendere. È mia. Dai Cume. Dai Cumendino. Parto adesso, voglio partire prima e Veneziano se ne va. Il Cume se ne va e vuole la tappa. La vuole. Attenzione, il Cume forse è partito un po' troppo presto. Non ce la fa Quintana. Quintana è scoppiato. Signori, abbiamo vinto il Giro d'Italia. Sì! Abbiamo vinto il Giro con la vittoria anche di tappa. Signori, this is Cume. È fatta, cazzo, è fatta. Mi viene quasi da piangere, porca puttana. Abbiamo portato a casa anche il giro ragazzi, 2 grandi giri su 3 vinto, manca quello meno nobile, la Vuelta, che proveremo a vincere sempre quest'anno. Mamma mia, so chiaramente ci sarà un riposo, poi proverò a vincere i campionati nazionali e poi ci sarà la Vuelta con la preparazione, insomma il Tour di Polonia mi sembra. Mamma mia cosa ho fatto ragazzi. Quintana ha provato a scontare ma non ne aveva proprio più. Infatti Quintana, nella penultima salita, quella più faticosa, è scattato circa a metà. Io ho aspettato e tac, me lo sono ripreso e là lui è crollato. Ho dovuto farlo da solo ragazzi perché ero troppo concentrato, raga, non volevo sbagliare niente e non ho sbagliato niente. Grandi ragazzi, siamo anche il giro è vinto, fioi. Adesso no, veramente. Ci facciamo l'ultima gara, la kermesse finale. Mamma mia, Veneziano entra nell'Olimpo il Cume, signori, eh. Entriamo nell'Olimpo. 1 minuto e 23. A punti, vinco anche la classifica a punti, ragazzi. E anche il miglior giovane, mamma mia, ragazzi, mamma mia. Anche la classifica a punti. Signori, il Cume entra nel gota dei più grandi. Devastante. Che andiamo a vincere la solo no, sono no gasato di più. Mancano 17 km.
Ma veramente, ho meno 4 proprio l'ultima tappa. E ha fatto un'impresa, ragazzi. Veramente un'impresa. Ho vinto 1 minuto e 23 comunque, non per tantissimo. Però nei momenti topici ho fatto la differenza. Adesso io proverò a scattare, lo sapete, chiaramente la tradizione dell'ultima. E vabbè, ho un po' cazzeggiato, devo dire. Ho un po' cazzeggiato, vabbè, ma chi se ne fotte, ma sì. Guarda che carino che è il Cume. Ci sta provando il Cume. Vuole vincere una gara impossibile. Una gara per super velocisti come Mark Cavendish. Neanche do una mano a Cavendish. Fanculo Cavendish. E io scatto adesso. Il Cume scatta adesso. Guarda che bellino il Cume che scatta in pianura. Vai Cume. Vai Cumendone. Attenzione, è un Cume molto curioso. No, Cavendish. No, beh, però Cavendish deve essere fatta, eh. Dai Cavendish, che riportarci a casa l'ultima tappa. Van Poppel. Van Poppel. Dai Cavendish, noi siamo finiti. Attenzione a Nizzolo, grande anche Nizzolo. Cavendish è crollato. Va a vincere un italiano. Eccoci qua il Cube, dov'è il Cube? Eccolo qua, venezianone, andiamo a vincere il Giro d'Italia. Yes! Grande Cume, grandissimo, veramente qualcosa di incredibile. Anche la classifica a punti ho vinto, qua prendo un sacco di esperienza anche. Sarebbe bello vincere anche la Vuelta, cazzo. Sarebbe bello portare a casa anche la Vuelta de Spagna. Ok. Veneziano, maglia rosa. Oh, yes. Oh, yes, raga. Oh, yes. Anche la globale a punti, e me la godo la globale a punti. La montagna la perdiamo di poco, lasciamo a Quintana qualcosa. Anche il miglior giovane. Ragazzi, ho massacrato tutti, eh. Ho massacrato tutti, adesso lo sto godendo come un porco. Anzi, hashtag King Kume, anzi hashtag Kume la leggenda, perché ho vinto veramente un grandissimo giro. Con un Quintana veramente, veramente forte. Ma vorrei capire un po' i premi. Solo quelli sono salito. Adesso faccio vedere il programma che devo fare nei prossimi mesi, il prossimo mese, solo per capire un po' cosa devo fare, così ve lo spiego un attimo. Sembra di tenere fatta, abbiamo vinto il Giro, madonna quanto godo. È chiaro che come ho vinto il tour è stata un'emozione incredibile. Allora, programma. Allora adesso noi dobbiamo fare, ah sì, abbiamo l'8-6, quindi tra poco facciamo il criterium del delfinato, perché poi ci prepariamo per i campionati italiani che vorrei vincere. Ecco, vorrei comunque almeno vincere quello a cronometro, quindi adesso ci riposiamo, mi riposo un attimo per poi partire a cannone, perfetto. Dopo, la nostra preparazione è il Tour di Polonia, il tour di Polonia per preparare la Vuelta di Spagna. E dopo ragazzi chiudiamo come sempre con il Lombardia, vabbè il mondiale qua sarà durissimo, vediamo com'è. Vabbè, insomma, però con la cronometro si può anche vincere, forse. E chiudiamo con il Lombardia, ragazzi. Quindi questo è il programma. Adesso l'allenamento. Ok. No, siamo distrutti, freschezza. No, teniamo a 3 a sto punto. Poi qua mi devo riposare un po'. Qua devo riposarmi un po', perfetto. E quindi sì, si riparte subito con il criterium del delfinato tra pochissimo, ragazzi. Quindi neanche tempo di festeggiare e subito andiamo al criterium du delfiné. Raga, un saluto dal Cumendone, Veglia Rosa Veneziana! Ciao!